che abbiamo fatto sempre in un modo, cambiamo modo. Boh, perfetto. Allora mandiamo avanti Ecate. Un attimo che la trovo. Eccola qua.
Ok, l'abbiamo finita di sentire. Riaccendiamo l'EcoVox. Io continuo a sentire rumori incredibili dal cellulare, te lo dico. Tu non senti niente? Io non sento niente. No, niente. Io invece sento come. Aspetta, allora torniamo ad andare giù qua. Andiamo su EcoVox. Ok. C'è qualcuno qui? Vi è piaciuta Ecate? Quale delle due vi è piaciuta? Delle tre vi è piaciuta di più? Quindi Ecate è quella che mi piace di più. E qual è il motivo poi? Dite perché vi piace. Vuole saperlo Marco. Per quale motivo vi piace di più? È forte, ti ha detto. E perché è forte? Mi spieghi perché è forte? Avete un messaggio per Marco e per me? O solo per Marco o solo per me? Decidete voi. Preferite la Spirit Box? Questo mezzo vi piace di meno della EcoVox? Scusa, della Spirit Box? Ma perché non riuscite a usarlo? Vi piace l'incenso? Perché? Siete stanchi? Volete lasciare qualche messaggio particolare? Preferite lasciarlo con Spirit Box?
Ci diamo la buonanotte. Che dite? Ci diamo la buonanotte? Buonanotte. Dai, se mi date la buonanotte chiudo. Io vi dico buonanotte, ma voi se non mi rispondete non posso chiudere. O anche ciao, se buonanotte è difficile da comporre. Ha detto notte, eh? Ok, notte, grazie di tutto, ciao. Ciao. Ok, mi sembra che l'abbiano detto 2 volte, eh? Non vorrei essermi sbagliata perché lo sai che quando è così senti e non senti. Ok, come ti sembra? Mi è sembrata un'esperienza interessante, logicamente poi deve essere analizzata, non ho gli strumenti per farlo, quindi lo puoi fare tu, insomma, e vedremo come è uscita. Probabilmente Ecate, oltre al fatto che parla di una dea, che loro immagino conoscano, ha un ritmo in effetti rispetto alle altre che sono solamente molto eteree, molto, diciamo, senza. Io ho dato questo pensiero sul perché potrebbe essere piaciuta di più, e perché c'è il tamburo, c'è una ritmica, ci sta penso che possa essere anche questo uno dei motivi. Può essere, sì. Alla fine sì. Potrebbe essere. In questi Oltre casi... il fatto che è dedicata a una figura che ha una vibrazione che loro immediatamente, secondo me, possono intuire, rispetto alle altre che sono una vibrazione che metto io come idea mia, mentre Ecate è una vibrazione di per sé. Quindi legata poi forse al tamburo, a un incedere ritmico di un certo tipo, forse può aver dato una risposta diversa. Poi sarebbe da vedere cosa esce all'interno dell'analisi che andrei a fare. Certo, certamente. Perché certamente adesso le idee potrebbero essere poco chiare, però c'è stato un minimo di risposta, non c'è stato sì, almeno da quello che ho zero. capito. Ma tu non hai sentito proprio niente? A te non ti arrivava niente, tanto distorto che non riuscivi a capire? Io purtroppo da qui, per esempio, sento continuamente degli artefatti sotto il cielo mentre parlo, mentre
perché penso che proprio la comunicazione con WhatsApp e tutta quindi non posso essere di aiuto, ti direi una cosa per un'altra. Ok, Qui non ci sono stati rumori, se hai sentito rumori da qua non ce ne sono stati, tranne la moto che è passata per quello perché si stanno sentiva. dormendo tutti. Certo. I cani dormono, quindi Sì. lì stanno sul divano che dormono, quindi le macchine non le stanno passando, quindi già da un po', tranne in quel caso. E Ok, quindi vediamo un po' come va questa analisi e poi vediamo, certamente, poi casomai sperimenteremo altro. Oh, io tiriamo le ti ringrazio, sei È stato stato un gentilissimo, è piacere. stato un piacere fare queste sperimentazioni insieme a te. E boh, salutiamo il nostro pubblico, come si dice, Certo. e grazie per la Ciao a pazienza. tutti. E le cose noi le abbiamo fatte come sono venute, non faremo, non metteremo Esatto, in più, taglieremo. No, è andata anche bene che non ho detto parolacce, quindi non taglieremo le parolacce, perché di solito io taglio con te, esatto. quindi vi è andata anche bene questa volta. E quindi resterà com'è, cioè, avremo riscontri o non avremo riscontri, voi troverete quello che abbiamo registrato. Esatto, esatto, perché quello era il senso, perché siamo rimasti appunto che doveva essere tutto così come veniva, Esatto. senza una pre-analisi o un pre-esperimento, fra No, 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 virgolette. abbiamo Quindi deciso mano a mano. aspetto, Dimmi. aspetto io stesso che mi fai sapere, elaborando i video, insomma, quelli che sono un po' con le analisi un po' più precise e Certo, da lì penso che poi si possono tirare conclusioni ed eventuali, chiamiamoli esperimenti futuri, insomma, ok, va bene? ok, perfetto, buonanotte. Buonanotte, buonanotte, ciao, 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 ciao. Poi ci sentiamo per Ciao, metterci ciao. d'accordo come inviarti i file e tutto quanto. Assolutamente, assolutamente. Tu preferisci che te li mando adesso, senza prima analisi, o preferisci che te li analizzi e quindi e poi dopo te li mando? Preferirei quelli perché sennò sarebbe, almeno non essendo un canale specifico, poi rischia che eventualmente chi ci passa non comprende, invece già con un video analizzato sarebbe Perfetto, preferibile. ok, va Dal mio punto- buono. Ok, Ti farò sapere i prossimi giorni. Ok, ciao, grazie, sei stato ok, ciao, gentilissimo. buona Ciao, ciao, giornata. buonanotte. Ciao, ciao, è stato un piacere, ciao, ciao, Anche per ciao. me, ciao, ciao. Ok. Ragazzi, vi auguro. Aspetta che mi abbasso perché vedi, è tutto fatto così senza stare tanto a preventivare. Per me è stata un'esperienza veramente insolita e bellissima. Devo dire la verità, non ho mai fatto una cosa di questo genere e Marco ha avuto veramente una bellissima idea. Detto questo, faccio presente che si è spenta il laser, si è spenta la seconda telecamera e poi vedremo cosa ha ripreso anche quella. E dov'è? Il rivelatore di campo magnetico io l'ho visto accendersi un po' di volte, però poi non ho più guardato. L'altro che è qui sulla libreria non si è mai acceso, cioè è rimasto così in continuo, per cui lo richiudiamo perché ormai abbiamo finito tutto. Quindi vi ringrazio per la vostra pazienza, ringrazio ulteriormente Marco perché è stato carinissimo e auguro la buonanotte a tutti, non so quando lo vedrete, magari sarà giorno, ma vi saluto tutti e grazie per l'ascolto come al solito. Arrivederci.